Uscirà una nuova ordinanza, lo sappiamo già, perché la Regione Veneto e tutte le regioni del bacino padano sono state multate dall'Unione Europea per la qualità dell'aria, e quindi, come abbiamo già fatto negli ultimi anni, sarà un'ordinanza comune che prevederà anche delle domeniche ecologiche che ci sono imposte dall'Unione Europea, quindi dovremo prevederle e stiamo capendo come declinarle. Sono pronti a muoversi insieme i comuni capoluogo del Veneto in vista dell'autunno, la stagione più critica sul fronte dell'inquinamento e dello smog. Lo hanno annunciato in mattinata a Casugane i rispettivi assessori all'ambiente, oltre a Treviso anche Padova, Verona, Vicenza e Belluno. Ogni soluzione sarà quindi condivisa, compresa l'ancora ipotetica stretta sui diesel Euro 4. Le classi di rischio saranno più restrittive, stiamo capendo quali saranno poi tutte le situazioni particolari, perché sappiamo che ci sono delle esenzioni e stiamo valutando appunto questo. Nulla da preoccuparsi, perché comunque studieremo un protocollo che tenga conto anche delle esigenze dei cittadini. In attesa di definire le regole per l'autunno, gli assessorati all'ambiente hanno lanciato i loghi che saranno utilizzati nelle campagne informative e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini da qui ai prossimi mesi. Ecco quindi il logo del protocollo aria, che vede Treviso capoluogo capofila, e dell'iniziativa Attenti alle porte, ideati da Maddalena Cettolin, laureata in scienze dell'ambiente e vincitrice di un concorso di idee sostenuto anche da Unioncamere del Veneto. Noi dobbiamo agire, dobbiamo fare qualcosa per l'ambiente. Infatti il profilo umano che soffia in un caso chiude la porta, che è appunto il logo Attenti alle porte, nel protocollo aria invece soffia l'aria pulita attorno alla regione Veneto. In particolare il logo Attenti alle porte lancia un messaggio chiaro e semplice. La stessa Unioncamere lo porterà nelle attività produttive e commerciali. L'iniziativa è quella di chiudere le porte, che non costa nulla, non cambia nulla, ma l'ambiente invece fa molto bene questo, a livello di risparmio energetico è molto importante.